vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, la Presidente della Corte d'Appello di Venezia chiede condizioni speciali per chi lavora in laguna. Restano gravi le carenze di organico, soprattutto tra gli amministrativi. Periodo di superlavoro per le procure del Veneto impegnate sul fronte delle truffe bancarie e della lotta alla mafia. Per il procuratore generale Mura serve l'aiuto della comunità, basta omertà, dice. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro di 25.000 metri quadri di arenile a Bibione per le presunte irregolarità in una procedura di gara, nei guai 2 funzionari del comune. Il questore di Venezia si è recato oggi pomeriggio alla carrozzeria moderna in via Giustizia a Mestre per esprimere solidarietà al titolare derubato 14 volte. Troveremo i responsabili, ha detto. Insetti nei piatti, pavimenti luridi. La Guardia di Finanza sospende l'attività di un ristorante cinese a Marghera. Gravissime carenze igienico-sanitarie. Appello dell'ULSS 3 Serenissima che invita la popolazione ad effettuare gli screening oncologici gratuiti. Riducono sensibilmente il tasso di mortalità. Studente americano sceglie Ca' Foscari per portare avanti il suo progetto di ricerca da 1.300.000 euro in Inghilterra. Causa Brexit rischiava di perdere i finanziamenti comunitari. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la giustizia con l'allarme organici lanciato alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. L'appello è quello di considerare la specialità di Venezia, non solo per la sua bellezza, ma anche per le caratteristiche del lavoro che viene svolto qua, delle difficoltà maggiori dovute anche alla logistica che la gente che lavora a Venezia ha. Questo è il messaggio forte e chiaro che la Presidente della Corte d'Appello di Venezia lancerà al Governo durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Per chi lavora in laguna, non solo nella giustizia, servono misure compensative sia economiche che normative, quindi maggiori punteggi come avviene già per i dipendenti del settore penitenziario. Solo in Corte d'Appello manca il 36% delle figure previste, con punte di quasi il 50% se si guarda alle posizioni amministrative. Certo, il Ministero ha aperto una nuova fase di concorsi, ma l'impressione è che non possa bastare. Certo, i tempi sono lunghi e purtroppo il ministro attuale si trova a dover affrontare una situazione estremamente difficile, perché intanto si sono creati dei vuoti spaventosi e nel frattempo il personale continua a evaporare perché vanno in pensione e affetti devastanti avrà poi la quota 100. Intanto per la prima volta la Corte d'Appello ha visto la diminuzione delle pendenze civili, ma continua l'aumento nel penale. La durata media dei procedimenti civili nel distretto è di 911 giorni, 15 in meno rispetto all'anno giudiziario 2018. La conferma in Cassazione dell'appello è del 65% per le sentenze civili e di quasi l'80% per quelle penali. Su questo pende la riforma della prescrizione, misura che può essere efficace solo alla presenza di altri 3 elementi. Innanzitutto gli organici, ovviamente, secondo la riforma e la semplificazione delle procedure e terzo un'intensa depenalizzazione, perché bisogna ridurre l'afflusso della domanda di giustizia penale, perché altrimenti il sistema si blocca. Questione degli organici legata anche all'attività sul territorio, a cominciare dalla lotta alle mafie. A tal proposito lo stesso procuratore generale parla di omertà e chiede una maggiore collaborazione ai cittadini. Il contrasto giudiziario è fondamentale, ineludibile se si vuole effettivamente tentare di resistere all'impatto della criminalità organizzata, ma d'altro lato è soltanto un punto di partenza, dovrebbe essere l'occasione per una presa di coscienza della collettività. Sulla criminalità nord-est ognuno è chiamato a fare la propria parte, la giustizia da sola non basta. Sono parole importanti quelle del procuratore generale Antonio Mura, che guarda al superlavoro delle procure territoriali sul fronte della lotta alla mafia. Emblematico il caso della camorra a Eraclea, con l'udienza preliminare ancora in corso nell'aula bunker di Mestre, ma ci sono anche i processi per l''ndrangheta, oltre un centinaio gli indagati. Chiaro che serva l'aiuto di cittadini e imprese, ed è lo stesso Mura a parlare di omertà. Anzitutto si eviti di sottovalutare fenomeni come per esempio il riciclaggio, che sono invece proprio linfa per
le associazioni criminali, e d'altro lato si eviti quel pericolo della omertà che diventa lo scudo dietro cui lavorano, prosperano le associazioni criminali. Altro fronte che ha visto la magistratura inquirente all'opera, quello delle banche venete. Oltre ai processi principali si è aperta una miriade di subprocedimenti, un vero e proprio indotto, ma anche qui servono risorse ulteriori. Nell'epoca digitale in Corte d'Appello manca una figura specializzata in statistica e il centro informatico di riferimento si trova a Brescia. Senza un rinforzo da questo punto di vista si rischia davvero che tutto questo impegno sia vanificato. Altro capitolo quanto mai di attualità, quello dell'odio sia social che nella vita reale. Come per la mafia, anche qui il fattore è culturale. Sensibilizzare la cittadinanza in genere, soprattutto i giovani, alle implicazioni di questi reati, di queste condotte che altrimenti sottovalutate rischiano poi di portare frutti avvelenati nel lungo periodo. Visita del questore di Venezia e dell'assessore comunale d'Este alla carrozzeria di Via Giustizia, che ha subito 14 furti in 6 anni. Ieri l'accorato appello ai nostri microfoni del titolare. Dimenticato da tutti, perché da stamattina non mi ha chiamato nessuno. La polizia è venuta qua più di qualche volta, però tutti quelli che mi hanno dato una mail non mi ha chiamato nessuno. Io mi sento dimenticato. Io a questo punto posso dire la verità: mi vergogno di essere italiano. Questo lo sfogo ai nostri microfoni del titolare dell'autocarrozzeria moderna di Via Giustizia a Mestre, dopo aver subito l'ennesimo furto, il 14° in 6 anni. Oggi il questore di Venezia e l'assessore comunale alla sicurezza l'hanno incontrato. La mia presenza oggi qui è testimoniare una vicinanza delle istituzioni e soprattutto della questura di Venezia ai cittadini che vengono colpiti, soprattutto a verificare, ma la condivisione con le vittime è totale, che in realtà il danno è molto piccolo, perché poi si tratta di un furto a macchinette che somministrano bevande, ma il danno dal punto di vista psicologico e sociale è molto alto, perché si crea una forte percezione di insicurezza. La preoccupazione per chi frequenta la zona è anche per quella che fu denominata la Casa degli Orrori, ricovero di sbandati e spacciatori. Gli interventi che si sono susseguiti nella ex falegnameria Rosso sono stati numerosissimi. Il problema si è ovviamente in parte risolto, in parte spostato, ma è l'intero comparto che dobbiamo vedere in una logica proprio che ci consenta di dare non solo la solidarietà a chi subisce queste cose, ma assicurare la giusta attività di controllo del territorio. La Guardia di Finanza ha sequestrato un consistente tratto di spiaggia a Bibbione, indagati 2 funzionari del comune. Sentiamo perché. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato in via preventiva oltre 25.000 metri quadrati di spiaggia a Bibbione per occupazione abusiva di area demaniale per finalità turistico-ricreative. 2 funzionari comunali sono indagati. 2 funzionari del comune di San Michele al Tagliamento hanno agevolato, d'accordo con la società che già gestiva un tratto di spiaggia molto vasto di Bibbione, affinché riuscisse a vincere di nuovo la concessione del tratto di spiaggia, e hanno concordato una base d'asta di questa concessione demaniale molto elevata, di circa 11 milioni di euro, tale da impedire a qualsiasi altro concorrente di partecipare. Le indagini delle Fiamme Gialle sono partite da verifiche sulla regolarità della gara bandita a giugno 2016 dal comune di San Michele al Tagliamento, che avrebbe aggiudicato la concessione demaniale del tratto di spiaggia in scadenza a dicembre. Fondamentale il coinvolgimento di un concorrente che ha impugnato il bando di gara. Il primo bando di gara è stato annullato dal TAR. Il secondo di bando di gara apportava una perizia non più fatta dalla società uscente, ma asseverata dal comune. E che
e reintroduceva la stessa clausola del primo bando in altra forma, consentendo al concessionario di continuare a gestire la spiaggia con più di un provvedimento di proroga, questa volta a firma di un altro funzionario comunale. Ma ora che cosa ne sarà di quel tratto di spiaggia? È espressamente previsto la possibilità di utilizzo come spiaggia libera della collettività delle aree sequestrate, quindi c'è stata sempre attenzione da parte della Procura a dare comunque le spiagge in uso ai cittadini, che non abbiano quindi da questa storia delle possibili conseguenze per l'utilizzo della spiaggia. Insetti vivi sul pavimento in cucina ed escrementi di topo sui piatti che poi sarebbero stati serviti. Questo è lo scenario che si sono trovati davanti i militari della Guardia di Finanza di Venezia nel corso di un controllo in un ristorante cinese di Marghera. L'ispezione ha evidenziato la presenza in un locale adibito a magazzino viveri di escrementi di animali, probabilmente di topo, che erano finiti addirittura su 2 pile di piatti pronti per essere utilizzati nel servizio in sala. E ancora sporcizia sui pavimenti, ruggine nelle attrezzature da cucina, uno scarafaggio. Inoltre il ristorante dal 2015 non faceva registrazione delle temperature dei frigo e dei freezer nei documenti per allergeni e cibi. L'attività è stata ovviamente sospesa, i titolari hanno ricevuto una multa di 3.000 euro. Olimpiadi invernali 2026, vertice questa mattina a Milano. Zaia ribadisce la necessità di un commissario per le opere necessarie. Non vuol dire bypassare le leggi, dice il governatore, ma essere più operativi. Olimpiadi Cortina-Milano. Nel capoluogo lombardo la riunione tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione dei giochi invernali del 2026, nella quale si sono formalizzate tutte le procedure per la costituzione della fondazione. L'amministratore delegato del comitato organizzativo Vincenzo Novari è in attesa dell'espletamento formale della carica. Il 17 febbraio è stato convocato il primo CDA, poi il riconoscimento giuridico della prefettura. Siamo assolutamente in tabella di marcia, abbiamo un approccio fin dall'inizio che manageriale e privatistico anche come visione, rispettoso delle leggi e direi anche alla ricerca di un ottimo rapporto con le istituzioni dello Stato, che è fondamentale per fare questo percorso di 6 anni assieme. Abbiamo la responsabilità non solo dell'immagine ma anche di gestire bene i conti e far bella figura poi con tutte le gare e i contesti delle Olimpiadi, soprattutto perché questa è la prima Olimpiade diffusa nella storia. Intanto si attende la legge olimpica, se ne è discusso ieri in Consiglio dei Ministri. L'esame, ha detto il Ministro dello Sport Spadafora, dopo la riunione al Pirellone, sarà concluso entro il prossimo Consiglio dei Ministri la settimana prossima. Intanto il governatore del Veneto rilancia l'idea di un commissario straordinario. Io penso che sulla bozza di legge olimpica, da quel che ne so, ci sono già gli estremi, il quadro giuridico per pensare anche a eventuali poteri commissariali. Penso che sia fondamentale, che non vuol dire bypassare le leggi, non fare le gare come le leggende metropolitane fanno pensare, ma vuol dire essere più operativi e soprattutto, glielo dice uno che ha 4 commissariamenti sulle spalle, vuol dire anche avere un interlocutore certo. Nel 2019 il porto di Venezia ha perso 1,5 milioni di tonnellate di traffici. A confermarlo è lo stesso Pino Musolino, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. A pesare il rallentamento di tutta la manifattura europea e l'incertezza internazionale, ma anche, secondo Musolino, l'eccessiva burocrazia italiana. Migliorano invece le performance del porto di Chioggia. Il sistema portuale veneto ha un peso economico annuale di 21 miliardi di euro e 92.000 occupati. I rappresentanti di Mediterranea esultano per la richiesta della Procura di Agrigento e si dicono pronti a tornare presto in mare per salvare altre vite umane. La nave Mare Ionio però rimane ancora sotto sequestro. Esultano gli attivisti di Mediterranea dopo che la Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto l'archiviazione per i reati contestati al veneziano Luca Casarini, armatore della nave, e per il comandante della Mare Ionio, Pietro Marrone. I pubblici ministeri che indagano sulle attività di salvataggio condotte in mare hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di procedere all'archiviazione di tutte le accuse a carico di Luca Casarini, capo missione della Mare Ionio veneziano,
e di Pietro Marrone, mazzarese e comandante della stessa nave. Caccia rincara subito la dose. La Mare Ionio Mediterranea Saving Humans ha operato nel pieno e totale rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali. Ad essere invece responsabili di violazioni dello stesso diritto del mare sarebbero altri, sarebbero le autorità che hanno provato a costringerci a consegnare le persone salvate quel giorno, erano 50 naufraghi, nelle mani della cosiddetta Guardia Costiera. Poi l'attivista veneziano ribadisce a muso duro le motivazioni di una precisa linea di condotta. La Mare Ionio non poteva essere fermata quel giorno, la Mare Ionio e i naufraghi che aveva a bordo avevano tutto il diritto di entrare nel porto di Lampedusa e di essere sbarcati finalmente al sicuro in Europa. I partecipanti alla missione sarebbero pronti a tornare presto in mare, ma ci troviamo nel porto di Licata a bordo della nave Mare Ionio, la nave di Mediterranea Saving Humans, che ormai da oltre 4 mesi, dal settembre del 2019, si trova sotto sequestro per effetto dei decreti Salvini, con la sola colpa di aver condotto a termine un'operazione di soccorso che ha portato al salvataggio di 98 persone, tra cui 22 bambini. Causa Brexit, un importante progetto di ricerca internazionale è passato all'Università inglese di Warwick alla Ca' Foscari di Venezia. Questo permetterà alla ricerca e al suo ricercatore di mantenere i finanziamenti europei che erano stati erogati all'inizio del progetto. A scegliere Venezia è stato il ricercatore americano Joseph Sanzo, studioso di storia delle religioni ed in particolare delle relazioni giudeo-cristiane durante il periodo tardo antico. Sanzo a Venezia si occuperà di storia delle religioni al Dipartimento di Studi sull'Asia e Africa Mediterranea. Con lui arriva quindi un finanziamento da 1.300.000 euro. Il progetto durerà 5 anni e vedrà al lavoro un team di 4 studiosi. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Ed eccoci di nuovo in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parliamo ora di prevenzione dei tumori. Gli screening oncologici abbattono notevolmente la mortalità e l'ULSS 3 Serenissima lancia un appello alla popolazione. Fateli, sono importantissimi. È un regalo che il Servizio Sanitario Nazionale fa alle persone sane che in quel momento neanche pensano di poter avere qualcosa che sta forse crescendo, e invece in questo modo gratuitamente è possibile, nelle età in cui è possibile che si manifestino certe patologie, intervenire talmente presto da avere garanzie nell'abbattimento della mortalità. L'ULSS 3 Serenissima invita la popolazione ad aderire agli screening oncologici che grazie alla diagnosi precoce accrescono considerevolmente le possibilità di guarigione. Sono 3 gli screening che sono attivi, appunto quello per la prevenzione del carcinoma mammario, della prevenzione del carcinoma del collo dell'utero e del tumore del colon retto. Su questi c'è evidenza di efficacia dei test disponibili e anche dell'anticipo diagnostico, quindi la possibilità di intervenire in maniera efficace, in maniera molto tempestiva. Si tratta dello screening mammario, alla cervice uterina e del colon retto. Con questo screening riusciamo a effettuare una prevenzione di tipo primario, cioè a trovare delle forme che non sono ancora tumori, quindi delle forme precancerose che possono essere asportate con delle metodiche che non prevedono un intervento chirurgico e eliminare il problema alla base. Per avvantaggiare la popolazione sono state coinvolte anche le farmacie, dove si può trovare il kit per effettuare lo screening del colon retto. Un invito che faccio a tutta la popolazione di partecipare in modo più dettagliato e più numeroso a questa possibilità che, vi ripeto, è offerta gratuitamente da tutte le aziende del Veneto.
Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, il virus mafia, il titolo della puntata di questa sera, ospiti di Nicola Zanetti, Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, e Giovanni Endrizzi, membro della Commissione parlamentare antimafia, entrambi del Movimento 5 Stelle. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, buon proseguimento con Antenna 3, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Weekend tra occhiate di sole e qualche pioggia sul nostro territorio, ma vediamo insieme il dettaglio di sabato 1 febbraio. Sul Veneto il mese si aprirà con un cielo poco nuvoloso in montagna, nuvoloso invece in pianura dove si addenseranno più nubi basse e anche qualche foschia. Non si esclude poi della pioviggine sulle aree pianeggianti durante le ore pomeridiane. Uno sguardo alle temperature, minime comprese tra -1 e 5 gradi, massime tra 7 e 10 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, il cielo anche qui sarà molto nuvoloso con qualche precipitazione, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 10 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà grigio ma in genere senza piogge, vedete, associate. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.